Qui stiamo avviando alla fine dei sonetti, ma alla fine di personaggio molto importante a Roma, molto conosciuta, Madama Letizia, sarebbe Letizia Ramolino, la madre del famoso imperatore, famosa pure lei, e voi tutti avete sotto gli occhi la loggetta chiusa, diciamo, da quale però lei poteva scrutare. E c'è una descrizione, questo è un anno prima che morisse, morì il sonetto del 35, lei morì l'anno seguente a 86 anni. Ci sono dei ritratti di quando lei era molto giovane, questo è un acquarello nemmeno terminato, tra l'altro, ha le mani non definito, però è la fotografia, come diciamo il sonetto è la fotografia di Letizia poi, Bonaparte. L'acquarello è anche una presa in diretta dello stato fisico della signora. Che fa la madre di quel gran colosso che potava di re con la serecchia? Campa di consumè, non batte un grosso, dice qui e ne va, sputa e si specchia. Sta sopra un canapè, povera vecchia, impreciuttita lì peggio d'un osso, e ha più carne sto gatto in un'orecchia che tutta quella che lei porta addosso. A colori è il ritratto d'un cocomero sano, un stinco gli batte con un ginocchio e per la vita è diventata un gnombero. Cala ogni giorno e va sfumando a occhio. Siamo all'Amen Gesù, siamo allo sgombero, siamo all'ultimo conto col facocchio. Carlo Funebre. È tremenda questa immagine. In questo momento stavo vedendo che questo è il primo verso dell'ultima terzina, cala ogni giorno e va sfumando a occhio, sembra quasi che la sfumatura delle mani che non è stata nemmeno compiuta.